Nei giorni scorsi a Chioggia è stato presentato il risultato dell'importante progetto di cooperazione interterritoriale Tartatur 2, riconciliazione tra attività di pesca, acquacoltura e specie protette, un progetto che riguarda la soluzione dei conflitti tra le attività ittiche e alcune specie che devono essere salvaguardate nel caso in cui siano prede di catture accidentali. Il progetto è stato studiato in sinergia con 4 flag italiani e finanziato dal FEAMP 2014-2020 per salvaguardare ambiente, fauna e flora ittiche, oltre che gli operatori del settore, i pescatori che vengono eletti veramente a sentinelle del mare. I progetti proseguiranno con i FEAMPA 2021-2027. Flag capofila l'Emilia-Romagna, incordata al flag veneziano, il flag GAC Chioggia Delta Po e il flag GAC Friuli Venezia Giulia e tema le interazioni tra le attività di pesca professionale e la tutela delle aree di riproduzione di alcune specie protette per le coste romagnole, venete e friulane. Svolto in collaborazione scientifica con il Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione dell'Università di Padova, il studio fornisce indicazioni sulla procedura da adottare in caso di cattura accidentale delle specie protette, specificando possibili soluzioni operative e sistemi di valutazione del danno provocato dagli attrezzi da pesca. L'incontro è stato organizzato dal presidente del FLAG GAC Chioggia, Marco Spinadin, di concerto con il sindaco Mauro Armelao e ha visto la partecipazione anche di esperti e ricercatori del settore. Thank you.